battirame produceva, e lo stagnino riparava, oggetti dagli usi più disparati. Coi suoi ribattini, lo stagnino era in grado di rimediare ad eventuali rotture e le pentole risanate potevano essere usate ancora per anni. Questo è il luogo di lavoro del battirame. Gli attrezzi caratteristici di questo artigiano sono i martelli, di legno, di ferro, di misure e forme diverse. L'inquinella, un incudine più snello di quello utilizzato dai fabbri. La picagna, un braccio di ferro fissato ad un ceppo. Il pal plac e il pal torrent, su cui venivano battute le lamine di rame. Il battirame produceva paioli, bricchi, ramaioli e secchi per l'acqua, i chaldeus. Si tagliava una lamina di rame ricavandone un disco. Lo si riscaldava per renderlo più malleabile. Si iniziava a batterlo sulla picagna per dargli la forma desiderata. I colpi di martello induriscono il rame, si incrudisce e allora bisogna riscaldarlo più volte, racquello, per poterlo lavorare. Servivano molte ore e tanti colpi con diversi martelli per riuscire a modellare, a tira su la lamina per farle assumere la forma desiderata. Dopo aver prodotto il manico, ecco un ramaiolo finito, un cop. I paioli e i secchi si lavoravano sul tassello, con appositi martelli. Si rifinivano sulla picagna e infine con vari ceselli si producevano dei disegni a sbalzi. Per ottenere un bricco, con un foglio di rame si formava un cilindro. Battendolo sulla picagna lo si sagomava. Veniva riscaldato più volte per rendere il rame più tenero. E battendolo sul paltaron gli si dava la forma caratteristica. Il fondo veniva unito al bricco con dello stagno fuso, stagnà.
Con una linguetta si fissava il coperchio al manico. Ed ecco la coguma, l'antenata della moka. Se si vedono dei piatti o dei quadri in rame, non sempre si pensa all'abilità necessaria per poterli produrre. Ci sono persone che, partendo da una semplice lamina di rame, con l'ausilio di pochi e semplici attrezzi, riescono a creare delle vere opere d'arte. Chiamarli ramai è riduttivo. Sono artisti che modellano il rame. Dopo aver disegnato l'immagine che verrà impressa, si inizia col mettere in rilievo i particolari, avendo cura di ribatterli anche a rovescio. Con l'ausilio di punteruoli adatti, il piatto incomincia a prendere forma, sia nei rilievi che nelle forme cave. Ogni centimetro verrà messo in evidenza con appositi attrezzi. Si passa infine alla formazione dei bordi, cercando di sagomarli in modo da formare una cornice. Ecco il lavoro finito. Alcune delle opere uscite dalle abili mani di questo artigiano.